Senta Di Pietro, in questa grande aggregazione, ma anche nel progetto di rilancio dell'Italia dei Valori, è previsto un dialogo, ma anche un accordo con De Magistris, il sindaco di Napoli, e il suo movimento arancione? De Magistris è stato eletto nell'Italia dei Valori, è stato eletto al Parlamento europeo nell'Italia dei Valori, è stato eletto sindaco di Napoli praticamente solo dall'Italia dei Valori, perché gli altri partiti, neanche il PD, non l'ha voluto, così anche il sindaco Orlando di Napoli. Quindi l'Italia dei Valori è già abituato a fare delle battaglie di civiltà, delle battaglie di coerenza e di concretezza, mettendo i suoi uomini migliori nelle istituzioni. Ci auguriamo che anche De Magistris possa raccogliere quest'area appunto del dissenso rispetto alle politiche di Monti e far convergere tutti insieme, aggregarci tutti insieme per fare in modo di convincere all'esito delle primarie il centro-sinistra che è meglio stare con noi per un'alternativa a Monti che allearsi con i cosiddetti moderati che invece vogliono la prosecuzione del governo Monti. Se all'interno di queste primarie dovesse vincere una realtà che invece preferisce l'inciucio con chi adesso sta dall'altra parte, con chi ha appoggiato Monti fino all'altro ieri, o i governi regionali di Iorio, di Formigoni e di Polverino fino all'altro ieri, ne prendiamo atto, ma noi non demorderemo. L'Italia dei Valori, con meno personalismi, meno presenza di Di Pietro, ma più presenza di tutti i militanti nel territorio, ci saremo e ci saremo ancora.